Grazie, buon pomeriggio a tutti. Un ringraziamento all'Ordine degli Psicologi che mi ha invitato. Non è la prima volta e vengo sempre molto volentieri. Detto ciò, il mio tema è un po' diverso da quelli che si sono sentiti finora, perché è un po' più focalizzato su una tematica specifica che è il dolore, che non è che sia scevra o fuori dall'ambito delle cure palliative, ma ha un suo campo ben preciso di studio e di applicazione. In questo caso si tratta proprio di raccontare, e non solo nei risultati, una ricerca clinica che abbiamo svolto al Mario Negri a Milano, ma in collaborazione, come vedrete, con molte unità di cliniche che hanno collaborato con noi, raccontando magari tra le righe anche tutto ciò che comporta fare una ricerca di queste dimensioni, perché a volte si è abituati a vedere solo i risultati e forse vale la pena anche di riflettere su quello che ci sta dietro. Allora, il punto di partenza, che è stato il famoso quesito che bisogna porsi prima di iniziare qualunque progetto di ricerca, è quello che vedete descritto. I farmaci oppiacei, cioè morfina e compagni, che sono considerati la pietra miliare del trattamento del dolore da cancro, sono identici tra di loro, danno tutti le stesse risposte in termini sia di efficacia che di profilo di sicurezza e di tossicità. Perché stando a molti documenti storici e meno storici, cioè più frequenti diciamo, ma di grande importanza, come la nota scala analgesica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui potete vedere che il terzo scalino, la scala a 3 scalini, si parla di oppioidi per il dolore moderato severo e c'è scritto morfina, fentanile, eccetera. Già questo documento impostato in questi termini farebbe pensare che questi farmaci più o meno si equivalgono o addirittura può essere usato l'uno al posto dell'altro in modo più o meno indifferente. Questa cosa è ripresa molto più recentemente dalle raccomandazioni della Società Europea di Cure Palliative, in cui estrapolo questi due dati. Uno che dice morfina, ossicodone, idromorfone, dati per via orale, puntini puntini, possono essere usati come prima scelta del terzo scalino, il che li mette alla pari sostanzialmente, e poco sotto dice fentanile e buprenorfina, che sono farmaci che non sono orali ma sono dati per via trasdermica, sono alternative agli oppioidi orali e in particolare possono essere preferibili in certi pazienti, ma si riferisce a quelli che non sono in grado di assumere farmaci per bocca. Quindi per certi versi tutti e 5, per inciso in Italia ne abbiamo 8 di farmaci, anzi 7 di farmaci di terzo scalino, quindi 5 su 8 sono considerati praticamente alla pari. E questo dato è confermato da un documento simile per molti versi dell'ESMO, la Società Europea di Oncologia, in cui a un certo punto si dice che ossicodone e idromorfone dati per via orale, sia in formulazioni a rilascio immediato o lento, diciamo, sono alternative efficaci alla morfina. Allora, diciamo che fino a solo 3-4 anni fa era comune l'idea che un oppiaceo valesse più o meno l'altro. Poi, un po' per esperienza, un po' per via di somministrazione e quant'altro, il clinico sceglieva quello che riteneva più idoneo. Allora, ripongo la domanda che fu alla base, ormai circa 5 anni fa, del lancio di un progetto di ricerca. Quindi la domanda è la stessa di prima, ma gli oppiacei, quelli del terzo scalino, cioè morfina e simili, i più potenti, danno veramente tutte le stesse risposte, cosa su cui ho sempre avuto dei dubbi, ma i miei dubbi personali non conta niente. Il problema è quali sono i presupposti per cui mettere in discussione un aspetto di questo genere. Beh, i presupposti sono praticamente qua. Innanzitutto abbiamo a che fare con dei farmaci considerati della stessa famiglia farmacologica, ma credo che questa stessa stia soltanto nel concetto che il meccanismo d'azione di questi farmaci sia più o meno lo stesso. Diciamo che sarebbe lo stesso, ma nell'uso prolungato poi succedono delle piccole varianti anche nel meccanismo d'azione, ma diciamo che sono più o meno identici o molto simili.
ma già dal punto di vista farmacologico la farmacocinetica e la farmacodinamica è estremamente diversa tra un farmaco e l'altro. E questo per parlare solo di caratteristiche di tipo farmacologico. Ma qui vorrei dire a tutti i clinici, alcuni li conosco, presenti, che usano quotidianamente questi farmaci sui loro pazienti, se pensano, se sono convinti che lo stesso farmaco, ad esempio la morfina, data a 10 pazienti differenti, dia sempre e univocamente la stessa risposta. Io penso proprio di no, prima di fare il ricercatore ho fatto per 32 anni il medico ospedaliero, quindi mi sono fatto un'idea già a suo tempo che c'è una differenza individuale di risposta a questi farmaci in un modo molto, molto importante. Allora a un certo momento su queste basi e su qualche iniziale lavoro che incominciava a mettere un po' in discussione quelle cose che vi dicevo prima dell'OMS e quant'altri, il quesito di fondo era vediamo se lavorano tutti allo stesso modo e quindi abbiamo deciso di mettere in piedi uno studio basato sul confronto dell'efficacia analgesica di 4 oppioidi di terzo scalino, dove la morfina era lo standard di riferimento e gli altri erano l'ossicodone orale, la buprenorfina e il fentanil transdermici, nel trattamento del dolore da cancro, in pazienti che in quel momento, come entravano nello studio, iniziavano il trattamento con questi farmaci, cioè col terzo scalino. Però ovviamente in parallelo ci interessava, come in genere si fa nelle ricerche cliniche, valutare il profilo di safety, cioè tutti gli effetti collaterali presenti, assenti e la gravità, ma anche, visto che questo studio, lo diremo fra pochissimo, era uno studio longitudinale, cioè aveva un follow-up, non era un trasversale, una fotografia e via andare, tentare di capire in quei 28 giorni di follow-up, 4 settimane, che cosa cambiava dal punto di vista dello schema terapeutico. Deciso che l'obiettivo principale era questo, come endpoint, cioè come parametro diciamo, di valutazione di efficacia, ne abbiamo scelto uno molto atipico, cioè non vedere quelli che andavano bene, ma vedere quelli che andavano male. Quindi l'endpoint primario fu quello di valutare la proporzione la percentuale di soggetti non responders. Dove non responder si intendeva una cosa ben precisa, che partivano con un dolore il giorno 1 e che al giorno 28 quel dolore non era assolutamente migliorato, era addirittura peggiorato, cioè non si otteneva alcun genere di miglioramento. Allora, lo studio fu impostato e aderirono, come potete vedere, 44 centri clinici in tutta Italia, di cui direi che tra cure palliative e oncologie mediche eravamo più o meno lì. C'erano alcuni centri proprio di terapia del dolore, c'erano 2 centri di supportive care. Per inciso, questo del lavoro in network è una cosa abbastanza tipica di un centro come il Mario Negri. Il Mario Negri è un istituto che non ha posti letto, noi abbiamo molte aree in cui lavoriamo, ma per fare ricerche cliniche noi dobbiamo coordinare dei lavori con degli studi posizionati, diciamo, perifericamente a noi, negli ospedali o dove svolgono la loro attività. Furono reclutati validi 520 pazienti e la fase attiva di reclutamento andò dal maggio del 2011 al settembre 2014. E qui volevo dire qualcosa a proposito delle fatiche della ricerca. Quando siamo partiti abbiamo contattato 75 centri, di questi, come vedete, una percentuale alta alla fine non ha aderito. Ci siamo trovati quindi con un numero inferiore. Abbiamo poi a posteriore valutato che ogni centro aveva come minimo 2 medici, a volte anche più di 2, che partecipavano alla ricerca. Questo l'abbiamo capito perché noi diamo sempre una scheda raccolta dati elettronica in cui ogni singolo operatore entra con una sua password ben precisa per immettere i dati dei pazienti che sta valutando. Abbiamo avuto 2 incontri, investigator meetings, 2 incontri con tutti i ricercatori che venivano da ogni parte d'Italia. Considerate che la nostra squadra che ha lavorato dietro questo progetto è composta almeno di 10 persone, da chi l'ha progettato, l'ha scritto, ha fatto la scheda raccolta elettronica, ha fatto la pulizia dei dati, ha fatto l'analisi statistica, ha scritto l'articolo, eccetera, eccetera.
Quindi uno studio del genere ha tirato in ballo, così scherzando, tra medici, pazienti e operatori tecnici, almeno 650 persone. Però il tempo complessivo dal momento in cui è venuta l'idea, ho iniziato, mi permetto di dire, a scrivere il protocollo, e il giorno in cui il lavoro finito è stato pubblicato, va dal gennaio 2011 al marzo 2016, cioè più di 5 anni. Questo per darmi un'idea, fare una ricerca clinica di questo genere, che cosa comporta in termini di tempo, di energie, risorse, persone coinvolte, non vi sto a dire anche di spese, perché sicuramente ci sono anche dei costi. Il risultato però è stato interessante, perché in marzo di quest'anno il lavoro è stato pubblicato su Annals of Oncology, che sapete è una rivista di prestigio nel campo oncologico. Allora vediamo finalmente i risultati. Di solito si presentano i risultati, ho fatto tutta una premessa, i risultati sono questi. La prima cosa che guardiamo è come si comporta l'intensità del dolore. API sta per Average Pain Intensity, dolore medio, dalla visita 1 basale, quando iniziano, entrano nello studio, e poi per successive altre 6 visite al terzo giorno, al settimo, al 14°, al 21°, al 28°. Vedete che i colori diversi corrispondono ai 4 farmaci studiati e non ci vuole molto a capire che le cose vanno in un modo estremamente simile nei 4 farmaci. Pochino si sfrangiano nelle ultime visite, ma le differenze sono piccole e, come vedete, non significative. A questo punto si potrebbe dire che allora ci avevano ragione tutti quelli di prima che dicono che questi farmaci sono più o meno identici e quindi perfettamente intercambiabili. Però qui cominciamo a vedere qualcosa di diverso. Noi ci eravamo posti un endpoint primario che era i non responder, cioè quelli proprio che non miglioravano per niente, che qui vedete nelle colonnine rosse, e vedete che per ogni farmaco esiste una percentuale che va dal 8,9 al 14,4 di non responder totali. Siamo attorno al 12% che non fanno una piega di fronte alla somministrazione di un oppioide maggiore. I verdi sono quelli che invece vanno bene, quelli che chiamiamo responder, che secondo dei criteri internazionali, Farrar e quant'altri, hanno una riduzione del dolore almeno del 30%. Questi viaggiano attorno al 75% nei vari tipi di farmaci considerati. A metà ci sono le linee gialle, che spero si vedano abbastanza bene, che sono i partially o i poor responder, perché sono quelli che non arrivano al 30% di risposte e stanno teoricamente tra l'1 e il 29%. Quindi abbiamo 3 sottocategorie, ma quello che mi preme farvi vedere è che abbiamo circa un 25% di pazienti che sono o non responder o poco rispondenti al trattamento con oppiacei. Questa è una criticità che si aggiunge a molte altre criticità sui farmaci oppiacei, che incomincia a mettere un po' in discussione la forza in assoluto, abbiamo questi farmaci, risolviamo tutto. Non è vero, perché accanto alla non efficacia ci sono le tossicità, gli effetti collaterali, la tolleranza, lo scorrere verso usi anomali, disordini di uso fino all'abuso e l'addiction, che messi insieme rappresentano una quota veramente notevole di non buona risposta. Detto ciò, abbiamo incominciato a esaminare altri aspetti delle risposte a questi farmaci. La prima cosa che abbiamo guardato è come cambiavano le dosi dei farmaci durante i 28 giorni di follow-up. Se voi guardate la terza riga, quella azzurrina, vedete che la percentuale di aumento di dose dall'inizio al giorno 28 per la morfina è stato circa del 33%, per l'ossicodone del circa il 71%, per la buprenorfina del 56% e per il fentanil del 121%. Questo significa che per mantenere l'analgesia i medici, gli operatori che lavoravano in questo progetto erano costretti a cambiare la dose, ad aumentarla, creando però delle diversità veramente notevoli tra un farmaco e l'altro. L'ultima riga sotto, che OEI sta per Opioid Escalation Index,
è un indicatore proprio di questo aumento, mettendo una sorta di cut-off tra quello che è un aumento, diciamo, fisiologico e uno patologico. Se è superiore al 5% su base giornaliera è assolutamente tanto come aumento, e qui abbiamo che la morfina ha un 10%, 11% di superiore al 5%, l'ossicodone al 19%, la buprenorfina al 14%, il fentanil addirittura al 36%. Questi dati sono significativi. Quindi per mantenere quell'analgesia che abbiamo visto prima bisognava usare dosi molto diverse tra un farmaco e l'altro. Qui ho sbagliato qualcosa, eccolo qui. Poi siamo andati a vedere i farmaci extra che venivano dati, la necessità di oppioidi rescue, cioè al bisogno, era differente tra un farmaco e l'altro, ma come vedete si avvicinava ma non raggiungeva la significatività. Ma la necessità di altri farmaci analgesici non oppioidi, che chiamiamo adiuvanti, era fortemente diversa, dal 69 per la morfina, all'82 per l'ossicodone, al 78-79 per buprenorfina e oltre l'80 per fentanil in modo significativo. Quindi anche questo bisogno di un'aggiunta di analgesico era diversa tra un farmaco e l'altro. Questo per esempio è l'andamento dell'uso additivo degli antinfiammatori non steroidei, che sono farmaci comunemente usati per l'analgesia. Guardate che differenti comportamenti. In alto, in grigio, abbiamo, i colori non si vedono benissimo, comunque la parte più alta in grigio a lineette è il fentanil, che parte col 26% di pazienti che li usa e alla fine di 4 settimane più o meno è sempre al 26%. In verde abbiamo invece l'ossicodone, che parte col 21% di bisogno di antinfiammatori associati e che però arriva alla fine con meno del 14%, quindi li abbandona un po' alla volta. Qualcosa di simile succede alla linea punterellina rossa della buprenorfina, che parte dal 19% e arriva al 14%, mentre la morfina succede il contrario, che parte col 13% e arriva con oltre il 18%. Quindi il bisogno di farmaci, di analgesici che non siano oppiacei da mettere insieme è profondamente diverso tra le 4 farmaci studiati. E da ultimo chiudo con la parte dell'efficacia, l'esigenza di switchare, cioè di cambiare farmaco perché non funziona da troppa tossicità, durante le 4 settimane è venuta nel 22% dei casi di morfina, nel 10% dell'ossicodone, nel 16% della buprenorfina e nel 13% del fentanil in modo significativo. I pazienti che abbandonavano completamente il trattamento con oppioidi prima del 28° giorno per qualunque ragione erano il 27% con morfina, il 15%, il 20% e il 14% con dati significativi. In sostanza, prima di parlarvi dei profili di safety, abbiamo visto all'inizio un'analgesia simile, ma ottenuta con dei arrangiamenti di terapia profondamente diversi. Mi viene in mente tutte le volte questo paragone per andare da, non dico da Venezia perché c'è di mezzo il mare, ma non so, da Milano a Torino, si può prendere una bicicletta, un cavallo o un'automobile. Buona parte di questi arrivano a Torino, ma bisogna vedere quanto tempo ci mettono e quante energie serve per arrivare da un posto all'altro. Quindi se valutiamo soltanto l'effetto, diciamo sono tutti uguali. Se valutiamo tutti i consumi, gli aumenti di dose associati, sono profondamente diversi. Questa è una tabella molto complicata, ma vi dice soltanto quanti siano gli effetti collaterali dovuti al trattamento con oppioidi presi in quelli che sono comunemente considerati gli effetti collaterali. Però io mi fermo su quelli in giallo, che si vedono maluccio perché il giallo non lo ama molto questo proiettore. La confusione, le allucinazioni e il mioclono, che poi ci ragioniamo su come mai questi 3, sono sempre e significativamente più elevati con la morfina rispetto agli altri 3. Noi sappiamo che ci sono dei metaboliti attivi della morfina che danno della neurotossicità e questi 3
sintomi o effetti collaterali sono esattamente effetti collaterali neurotossici. Forse questo è il primo lavoro che lo dimostra in modo molto chiaro. Allora, sto per chiudere, questo è semplicemente un tentativo, peraltro suggeritomi dal mio direttore, il professor Garattini, di vedere tutti gli aspetti negativi di ognuno di questi farmaci e fare una specie di parole crociate, quindi il non responder, l'opioid escalation oltre il 5, il bisogno extra di opioidi, eccetera, eccetera, e viene fuori una sorta di graduatoria molto empirica, perché questi dati non sono pesati, sono così come sono venuti fuori dai numeri della ricerca, in cui i due orali, morfina e ossocodone, hanno messo insieme circa un 168-169% di effetti negativi, la buprenorfina quasi 180 e il fentanil quasi 190. Quindi anche questa specie di sinossi dei problemi ci porta alla stessa cosa. Vado a chiudere. 4 opioidi di terzo scalino sembrano ottenere un simile effetto analgesico. Sono però presenti notevoli differenze di processo, cioè di adattamento del trattamento nel tempo, che in parte spiegano il perché di questa similitudine di effetto. I profili di safety sono in generale simili, tranne per gli effetti neurotossici, che sono a carico soprattutto della morfina, ma nel loro insieme il 25% dei pazienti non vanno bene, hanno cattiva risposta con morfina. Le ultime cose che stiamo facendo in questo periodo sono il tentare di dare delle risposte a questi non responder. La più importante è in collaborazione con l'Istituto dei Tumori di Milano, dove di questi pazienti è già arrivato da tempo e sono in fase di valutazione il profilo genome-wide, cioè l'intero profilo genetico, per tentare di capire se ai non responder può corrispondere qualche gene conosciuto o sconosciuto che in qualche modo abbia creato dei problemi di risposta. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo il dottor Corli.